Un'edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati rigorosamente in diretta sui nostri schermi, saremo insieme fino alle 13:30, grazie ancora per aver scelto Antenna 3. Sapete che oggi è il 13 di giugno, è il giorno di Sant'Antonio, dai nostri colleghi di Rete Veneta c'è una lunga diretta che è partita questa mattina proprio per andare a raccontarvi la giornata del Santo con le diverse messe e con i collegamenti dei colleghi che sentiremo tra pochissimo. Ma partiamo prima con il maltempo. Avete visto, è una giornata quasi autunnale quella di oggi, il bel tempo, l'estate arriverà tra qualche giorno, ma il maltempo nella nostra regione sta continuando a fare danni. Questa volta siamo nella zona di Rovigo e di Verona. La prima notizia che vi diamo è legata al salvataggio di un 37enne da parte dei Vigili del Fuoco. Guardate le immagini, queste tra l'altro sono immagini molto forti e sono proprio i Vigili del Fuoco che si stanno calando nell'Adige, dove sono intervenuti ieri sera alle 23:30 per salvare un uomo di 37 anni che era caduto dal ponte di pietra per poi nuotare fino all'altezza di Lungadige e San Micheli. Le squadre dei Vigili del Fuoco intervenuti con 2 automezzi e 7 operatori, tra cui personale specializzato in soccorso fluviale, hanno recuperato il malcapitato tramite la calata di un operatore agganciato all'autoscala. Eccola qua, la vedete nelle immagini. L'uomo era vincolato a una corda lanciata da agenti di polizia. È stato portato sul piano stradale e affidato alle cure del personale del SUE. Ma guardate, queste sono le immagini, questo è quello che è accaduto a Verona all'altezza del ponte di pietra ieri, dove un 37enne è caduto nell'Adige. Il maltempo ora, come detto, ci porta a Santo Stefano di Merlara. Siamo nel Rodigino, dove hanno operato ieri sera diverse squadre di Vigili del Fuoco per i danni causati da una tromba d'aria. Sono state scoperchiate diverse abitazioni, siamo lungo via Pagana, ecco le immagini. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenuti da Castelmassa e Rovigo, anche con autoscala al lavoro per mettere in sicurezza le case. Questa è l'autoscala, diversi dunque i tetti scoperchiati a causa di una tromba d'aria. E ancora il maltempo ha fatto cadere un pino marittimo sul serbatoio di GPL di un'abitazione privata ieri sera a Cerea, siamo in provincia di Verona. L'urto ha provocato la rottura del gruppo valvolare del serbatoio, facendo fuoriuscire una copiosa quantità di gas. 2 squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro, accorse da Legnago, Verona con l'autogru e i volontari di Bovolone. Siamo in grado di farvi vedere un'immagine di quello che vi stiamo dicendo, eccola qua. Sono sempre immagini che abbiamo grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco. Questo è l'albero che è caduto, un pino marittimo caduto su un serbatoio di GPL di un'abitazione privata nella serata di ieri a Cerea, e siamo in provincia di Verona. Con il maltempo vi diamo notizia grazie alla fotografia, utilizziamo la fotografia dei colleghi di Treviso Today. Guardate, il maltempo ci porta nella Marca trevigiana. Un albero è caduto nella notte dietro al liceo Canova in viale Oberdan. Vediamo, eccolo qui, Treviso Today ci fornisce anche un servizio. Questo è l'albero che è caduto, siamo in viale Oberdan, dunque lungo il PUT di Treviso, e un albero è caduto mandando in blackout diverse abitazioni perché appunto, guardate, è caduto sui fili dell'energia, e questo è il video dei colleghi di Treviso Today. Raffica di blackout, una quindicina di interventi dei Vigili del Fuoco nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13. Un fulmine in provincia invece ha sventrato un cedro secolare nel cortile della cantina Collato, alberi e rami caduti anche a Nerbon, dunque a San Biagio di Callalta e a Silea. Dunque purtroppo il maltempo continua ad imperversare nella nostra regione, si attende l'arrivo dell'estate tra qualche giorno. Fortunatamente un Sant'Antonio appunto non piovoso, ma soltanto con vento e molto freddo. La pioggia e il vento ieri hanno provocato delle mareggiate. Andiamo a vederle insieme nel servizio della redazione di Venezia.
Una volta le mareggiate erano considerate un evento sporadico, oggi non più, sostengono a Chioggia, dopo che la furia del mare si è abbattuta provocando danni ingenti a spiagge e strutture dell'Isola Verde e di Sottomarina Sud, dove le onde hanno portato via un pezzo di spiaggia. Al di là delle conseguenze ambientali, fenomeni come questo, a stagione iniziata, pesano in maniera significativa sulle attività economiche del litorale. Per quanto si tratti di attività sempre pronte a rialzarsi, dice l'assessore Serena De Perini, occorre prendere delle contromisure efficaci. Quello che chiediamo come amministrazione è che l'ottimo lavoro eseguito nelle celle 4 e 5 di Isola Verde, eseguito appunto dal Genio Civile con un sistema di dighe, venga esteso anche alle zone limitrofe, ovvero in particolare alla cella 6, che al momento sembra essere quella che subisce maggiormente, e anche alla cella 3. Ben speriamo che questo programma di lavoro possa continuare appunto su tutto il litorale di Isola Verde al fine di preservare la costa. I tratti di litorale dove il Genio Civile ha eseguito interventi di contenimento attraverso le cosiddette celle, sostanzialmente delle dighe in grado di contrastare la violenza del mare, si sono salvati. Si tratta ora di estenderli a difesa di altri tratti di costa. La politica ci porta a Macerata. Floriana Casellata, candidato sindaco a Macerata con la lista Noi con voi per fare comunità, ha chiesto al prefetto di Treviso il riconteggio delle schede elettorali di tutti i seggi del comune, 79 i voti di scarto, tra lei e il sindaco rieletto Lamberto Marini. Un caso politico su cui ci aggiorna il nostro Cristian Arboit, collegato direttamente da Macerata. Buongiorno Cristian. Buongiorno a te Anne e a tutti i telespettatori di Antena 3, anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Lunedì era finita così, con il 50,86% per Lamberto Marini, sindaco uscente sostenuto dal centrodestra, pari a 2.334 voti, quindi numeri assoluti, e 49,14%, 2.255 voti, numero assoluto, per Floriana Casellato, sindaca storica di Macerata, parlamentare, consigliere provinciale di area centrosinistra del Partito Democratico. Casellato però non ci sta e chiede, come hai detto tu Anna, il riconteggio. Buongiorno Casellato, perché chiede questo riconteggio? Ma lo chiedo perché ci sono state delle anomalie. Ovviamente io riconosco, è evidente, la vittoria della lista Marini, però vorrei capire come mai queste anomalie che ci sono state al seggio 2, di cui io sono anche elettrice, non siano state affrontate seriamente da parte del sindaco. Non è una questione tra me, Casellato, Floriana e il candidata e il sindaco, è una questione di rispetto nei confronti dei cittadini e delle regole. Lei dice la forma e sostanza, ma quali sono i punti più controversi? Ce ne sono due in particolare. In particolare, intanto credo che sia un po' anomalo, no? Che un genitore candidato faccia fare il segretario al proprio figlio. Ho sentito che ha anche detto in un'intervista, insomma, non c'era nessun altro. Forse studenti ce ne sono ancora che possono fare. Quindi il segretario di seggio è stato il figlio del sindaco uscente. Lecito probabilmente, certo. E poi credo che votare con le matite Giotto, quando tutti sanno che insomma non servono per votare, non si può votare con le matite Giotto, sì, anche questo è un grave errore che poi noi, come col mio rappresentante di lista, abbiamo anche fatto mettere a verbale, ma è stata minimizzata anche questa cosa. Quindi non erano matite a regola? No, perché le matite per votare devono essere le matite copiative, che poi vengono conservate in cassaforte, sono una busta coi sigilli, c'è tutta una procedura. Ho fatto anch'io il presidente di seggio. Poi ovviamente l'altra cosa è che non si entra, un presidente e un segretario non possono per legge entrare in un seggio, rompere i sigilli, se non tutto il seggio è presente al di fuori dell'aula, della porta, no? Prima di entrare. E questo mi sorprende, perché a detta anche del mio rappresentante di lista e di altri membri di altri seggi, cioè il presidente e il segretario di questo seggio entravano anche 10 minuti prima. Non va bene.
Credo ci che sono... siano da verificare queste. Quindi è da verificare. E poi c'è il tema delle schede nulle, delle schede bianche. Certo, è un dato elevato quello di 90 schede bianche e 77 nulle. Non è un bel dato, dispiace che sia andata così, però io ho chiesto una verifica complessiva e spero che le autorità competenti lo facciano. Insomma, ho chiesto al prefetto appunto di fare una verifica. Perché credo che sia dovuto nei confronti dei cittadini, è una scelta proprio di democrazia e di rispetto anche nei confronti dei cittadini. Ma lei crede che il risultato possa essere ribaltato? No, non lo so questo, ma credo che sia giusto procedere in questo modo, perché un sindaco deve essere il sindaco di tutti e deve garantire tutti, non può dire ma l'esito non cambia, no. Anche se l'esito non cambia, le regole vanno rispettate perché nessuno si deve sentire al di sopra della legge. Ultimissima battuta, lei prima mi diceva è stata una campagna elettorale molto tesa, molto brutta, fatta di odio. Io ho impostato la campagna elettorale sull'idea di costruzione di una comunità e con l'idea di rasserenare il clima e di semplificare la vita alla gente. Ho notato che sui social molti giovinastri invece hanno avvelenato il clima, spargendo veramente proprio veleno, e questo mi preoccupa perché in una comunità così piccola penso che le persone, al di là di come la pensano, possano ancora vivere serenamente, insomma, insieme. La richiesta è stata formalizzata, il prefetto è formale, ufficiale? Certo, è stata presentata l'altro giorno una richiesta ufficiale alla prefettura. Quindi lei è in attesa di riscontro? Certamente sì. Grazie Floriana Casellato. Anna, allora fra poco probabilmente ti richiederò la linea con l'altro protagonista di questa vicenda, il sindaco Marini. Grazie ancora Casellato. Con Alberto Pivetta per il momento da Maserada ti restituisco la linea. Grazie Cristian, ottimo, così aiutiamo anche noi insomma un po' a fare luce su quello che sta accadendo a Maserada. E in tema politico non possiamo non riproporvi, ve lo faremo vedere a più riprese oggi, il video che è diventato virale, che ci porta alla Camera, quello che è successo nella discussione del disegno di legge Calderoli e il disegno di legge sull'autonomia, l'autonomia differenziata, che di fatto è partito da qui, è partito dal Veneto con il referendum promosso dalla Regione del Veneto e che poi appunto è continuato grazie anche alla presenza del ministro Calderoli a Roma, dunque a Montecitorio. E allora guardate che cosa è accaduto, ve lo facciamo vedere, è un video che è diventato virale quando un deputato del Movimento 5 Stelle Donno ha consegnato il tricolore a Calderoli e il leghista Iezzi pare abbia tentato di aggredirlo, ma non solo Iezzi, insieme a lui altri deputati lo hanno in qualche modo accerchiato, deputati della Lega e di Fratelli d'Italia. Ovviamente ci sarà un'indagine interna in merito a quello che è accaduto, ma davvero si è trattata di una giornata politica davvero vergognosa per un paese democratico come il nostro. Immaginare insomma che si possa arrivare ad una bagarre di questo tipo e venire alle mani in un luogo di democrazia come quello del Parlamento è davvero è un video scioccante, ve lo riproponiamo. Ora passiamo comunque 2 volte, se nessuno... Onorevole Donno, per cortesia, richiamo l'ordine.
che è accaduto, si discute dell'autonomia e scoppia la rissa. Ovviamente avremo modo anche noi di darvi notizie su quello che è accaduto e fare luce su quello che è accaduto, ma davvero una pagina triste e vergognosa della nostra politica. La politica che ora ci porta a parlare del territorio con una sorta di resa dei conti in Casa Lega dopo il voto che l'ha vista arrivare addirittura dietro ai colleghi e amici del centrodestra di Forza Italia. Vediamo. Siccome vedo inerzia nel mio partito, evidentemente va bene così. Io mi sono stancato di fare sempre il bastian contrario, vuol dire che va bene così, lasciamo la regione a Fratelli d'Italia. Queste continue uscite hanno creato dei problemi, probabilmente anche in termini di consenso. C'era il momento, c'era il tempo della politica interna, c'era il tempo delle scelte, c'era il tempo delle candidature, chi ha parlato prima ha fatto delle scelte diverse. La resa dei conti nella Lega vede due traiettorie, una punta su Salvini, una sui suoi detrattori. È il carroccio dal doppio volto che ormai da tempo caratterizza il Veneto. Così, se Roberto Marcato ce l'ha con Via Bellerio, con Vannacci e con Alberto Stefani, i vertici ribadiscono altro che generale. A far perdere consensi sono le polemiche continue a mezzo stampa. Resta il fatto che le europee hanno visto crollare il colore verde nel Veneto ormai ex roccaforte leghista, ma avverte Bitonci, i dati delle amministrative dimostrano come Fratelli d'Italia è tutt'altro che sfondato, anzi, insomma, i territori sono un'altra cosa rispetto al traino di politiche ed europee e qui la guerra di cifre con gli alleati è servita. Il voto locale, e se guardiamo anche queste elezioni, ha quasi ribaltato poi quello che era il voto politico che ha un trend nazionale. È vero, a Bassano non siamo andati al ballottaggio, ma la Lega ha preso l'8%, Fratelli d'Italia ha preso il 12%. A Rovigo, dove il candidato sindaco è civico e l'abbiamo scelto noi, Fratelli d'Italia ha preso il 20%, la Lega molto abbondantemente sotto. Potrei citare decine e decine di comuni dove la Lega col candidato Lega ha stravinto, tipo Cadorna. No. Si litiga comune per comune, ma il pensiero è uno solo, regionali 2025, con i meloniani che già prefigurano la triade di nomi papabili per il dopo Zaia, Donazzan, Urso, De Carlo, dando per scontato che il posto sia assegnato. L'elezione locale e l'elezione regionale è un'elezione diversa rispetto alle politiche e alle europee. Allora, se vogliamo confondere le acque e dire va bene, ribaltiamo la percentuale politica, la ribaltiamo sul Veneto, ma non è così. Insomma, il collante della coalizione è sempre più fragile anche perché, nonostante lo stop acclarato dallo stesso Salvini, in Casa Lega l'ipotesi terzo mandato non è ancora una partita persa. Apriti cielo. Io penso che un ragionamento sui mandati deve essere fatto perché come non c'è limitazione per quanto riguarda l'attività di governo o l'attività parlamentare, avendola tolta sui comuni più piccoli è abbastanza chiaro che si potrebbe ragionare anche sull'apertura ai comuni più grandi e alla regione. Zaia è il governatore più amato d'Italia, lo sappiamo, però c'è una legge e non possiamo cambiare ogni volta le leggi in corso ad persona. Al termine di questo mandato Zaia non si può ricandidare, sicuramente lui potrà servire i cittadini e soprattutto la nazione in un altro ruolo, in qualsiasi ruolo lui ambisca ad avere. La politica, continuiamo con il nostro Christian Arboet, siamo ancora a Macerata, questa volta invece parla il sindaco eletto. Christian. Sì, Anna, di nuovo buongiorno, come nostra abitudine, ovviamente sentiamo tutte le parti in causa e questo è il tema politico di queste ore nella Marca Trevigiana, il caso Macerata, così è già stato ribattezzato. Sindaco Lamberto Marini, contestano il voto, le modalità del voto, poco fa avevamo un nostro ospite Floriana Casellato. Sì, buongiorno a tutti. Contestano il risultato del voto. Non sono certamente io che devo dire, hanno presentato un ricorso, così sembra, sarà l'autorità competente, quella amministrativa, immagino, che dovrà decidere se ci sono state o meno delle irregolarità. Sono arrivate delle comunicazioni da parte della Prefettura? È arrivata questa mattina un'unica comunicazione della Prefettura con cui il viceprefetto incaricato chiedeva al nostro segretario comunale di assicurare che tutti
i 10 segretari delle 10 sezioni elettorali fossero in possesso dei requisiti di legge per poter espletare la loro funzione. Tutti i 10 segretari sono in possesso dei requisiti previsti, per cui anche quella contestazione del segretario il seggio numero 2 eccetera eccetera è aria fritta. Ecco, la contestazione riguarda il segretario appunto del seggio 2 che è suo figlio. Certo, la contestazione è proprio in questo senso qua ed è un attacco vergognoso a mio figlio. Comunque in ogni caso mio figlio è in possesso di tutti i requisiti previsti e non vi è a mia conoscenza nessuna norma di legge che vieta che mio figlio possa fare il segretario in un seggio. Tra l'altro aggiungo, se può essere utile per qualcuno, che non è che mio figlio ha fatto il segretario perché lo voleva fare, non si trovava un segretario per quel seggio e si è messo a disposizione mio figlio. La legge lo prevede, anche in questo caso stiamo parlando di nulla. Quindi si è messo a disposizione all'ultimo momento perché mancava un segretario, diciamo che è un copione che si è visto in tanti comuni non solo della Marca dove mancavano scrutatori. Quindi lei dice questo, all'ultimo minuto quando? Ma direi un paio di giorni prima, insomma, ecco, non è stato semplice, non è mai semplice neanche trovare gli scrutatori. Abbiamo avuto anche all'ultimo momento anche come scrutatori chi si è tirato indietro anche il giorno prima. C'è sempre difficoltà a trovare anche i presidenti di appunto seggio. Passi questo messaggio che non è così semplice mettere in piedi la macchina elettorale, per cui ben venga se c'è qualcuno che anche all'ultima ora si mette a disposizione. C'è poi il nodo delle matite, vengono contestate anche le matite, cioè non sarebbero state utilizzate le matite copiative ma matite comuni. Allora questo sembra essere effettivamente successo, è successo proprio subito agli inizi quando praticamente i seggi erano stati appena aperti, la cosa è rientrata in brevissimo tempo, non possiamo naturalmente sapere e non lo sapremo mai se quanti sono stati gli elettori che possono aver utilizzato diciamo la matita sbagliata, ma sicuramente pochissimi. Si sono immediatamente accorti al seggio che stavano distribuendo la matita sbagliata, l'hanno ovviamente sostituita e questo è stato verbalizzato, è stato scritto, perché nessuno ha nascosto un fatto di questo tipo che possiamo benissimo dirle come una semplice scivolata, direi così, un piccolo errore che assolutamente in assoluta buona fede. Dire poi che aver votato con una matita diversa possa comportare l'esclusione del voto, ho profondi dubbi, c'è sempre quell'elemento del favor voti, non sono qui adesso a fare disquisizioni di natura giuridica, ma credo che sia ben chiaro che è impossibile che qualcuno annulli un voto regolarmente espresso da un cittadino che non va certamente, quando viene a votare, prende la matita che il Presidente gli dà, fa la sua operazione di voto, diciamo, se ne va. Quindi a questo punto la partita è chiusa, secondo lei, con questa richiesta di chiarimenti che vi è arrivata dalla prefettura o si andrà anche oltre? Beh, questo non lo posso sapere, come dicevo prima, a oggi, a questa mattina, il prefetto ci ha chiesto solo e unicamente se i 10 segretari erano a norma, diciamola così. Dopo, se arriverà qualche altra richiesta, naturalmente risponderemo, se la controparte deciderà di fare altro, siamo assolutamente qui, siamo tranquilli, siamo sereni, sgombriamo il campo da stranezze tipo brogli elettorali o quant'altro del genere, perché insomma, signori, non è assolutamente così, questa è veramente proprio fantascienza. Ed è fantascienza quindi anche un eventuale ribaltone del voto? Ma credo proprio di sì, ecco, io capisco che perdere per 79 voti non è come perdere per 790, però signori, questa è la democrazia. E senta, ultimissima domanda anche per lei, che campagna elettorale è stata? Casellato dice che è stata una campagna elettorale tesa, non è stata una bella campagna elettorale. Beh, sicuramente non è stata una bella campagna elettorale, ma io respingo al mittente chi fa queste dichiarazioni. Nella nostra campagna elettorale noi non abbiamo mai, dico mai e sottolineo mai,
parlato di quello che abbiamo sempre considerato un nostro competitor e non un nostro nemico da abbattere. Dall'altra parte, sinceramente, ci sono stati dei comportamenti poco, direi, come dire, belli o poco chiari. Non voglio ricordare sempre l'ennesima cosa, ma quel volantino recapitato porta a porta dove la candidata consigliera Casellato si firmava sindaco, ecco, è stata una di quelle cose che non è stata molto gradita, e non voglio poi dilungarmi su tutto ciò che nei social è girato, e non certamente da parte nostra nei confronti loro, ma forse al contrario. Grazie Sindaco Lamberto Marini, grazie, davvero buon lavoro. Come puoi immaginare, insomma, il clima qui a Macerata è particolarmente caldo, e al di là di questa richiesta di riconteggio rimarrà tale probabilmente tra forze di maggioranza e di opposizione. Per il momento è tutto. Con Alberto Pivetta, Anna, ti restituisco la linea. Grazie al nostro Christian Arboit. Allora, noi, sempre per restare in tema di politica, stiamo attendendo da Roma in collegamento Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto. Vi ricordo che in Senato si è votato per il premierato, si è detto sì all'articolo 5 e 6, che sono quelli che dicono dell'elezione diretta, quindi è davvero un passaggio importantissimo a Roma, e ce ne parlerà appunto l'onorevole Martella. Con le immagini andiamo subito al Santo. Oggi Sant'Antonio, ve lo ricordo, è in corso una messa. Quelle che vedete sono le immagini delle nostre telecamere. Siamo partiti in onda già questa mattina alle 6:30 con la prima messa alla Basilica del Santo di Padova, una basilica gremita, fedeli che sono arrivati davvero da tutto il mondo per salutare il santo di tutti, il santo dei miracoli. Guardate questa immagine bellissima, quante le persone che hanno scelto di portare una propria preghiera oggi al Sant'Antonio, patrono ovviamente di Padova. Sapete che oggi tantissime attività hanno chiuso, le persone sono rimaste a casa da lavoro proprio per festeggiare e onorare il patrono di Padova. Su Rete Veneta la lunga diretta partita alle 6:30 del mattino con tanti collegamenti, e poi le varie messe che ovviamente i colleghi hanno trasmesso sempre in diretta, ed è esattamente quello che state vedendo. È in corso la messa, è in corso il momento della comunione. Vi facciamo ascoltare la voce dei pellegrini, la voce dei fedeli, raccolta dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Da dove arrivate? Da Mestrino, Monte Galdella e Cervarese. Avete fatto a piedi? No, siamo arrivati adesso per la Santa Messa. Santa Messa. Sì. Buon Sant'Antonio. Perché subito la prima messa? Perché un coso preciso non ce l'ho, però mi sembra tanto si apre bene la giornata così. Lei vestito sportivo, quindi è arrivato? Lo sapevo, perché eravate in tantissimi, solo che all'apertura del portone poi non vi ho più trovati. A piedi da dove? Da Rovigo, però sono venuto da Mezzavia questa volta. Quindi quanti chilometri ha fatto? Una quindicina circa. A che ora è partito? Stanotte verso l'1. Ecco, perché forse stamattina adesso. Sì. Noi abbiamo sentito, la signora è venuta con l'aereo da Bari, insomma, molti a piedi, chi in bicicletta, però dobbiamo dire, forse molti non lo sanno, che stanotte c'è stato un diluvio. Sì, è stato molto freddo questa sera, stanotte. Quindi ha preso tutta la pioggia? Un po' di pioggia e il freddo, però siamo attrezzati comunque. Per salutare Sant'Antonio si fa anche questo, perché c'è anche un sostegno, ecco, per tanti problemi. Ecco. Oggi qualcun altro, chi arriva a piedi qui? Lei da dove? Noi arriviamo da Este. Da Este? Sì, comunque io arrivo da Torino. Niente, abbiamo fatto questo pellegrinaggio, siamo in 5. Prima da Torino è arrivato treno, certo. Ecco. No. E da Este quanto ci avete messo? Siamo partiti ieri sera, erano le 10:15. Poi ci siamo fermati un attimo perché c'è stato un temporale. Infatti. E adesso siamo qua. Infatti, perché avete preso tutta l'acqua stanotte, Anche abbastanza, ce n'era tantissima. Perché per partire così di notte si giri un po' così di qua a piedi per essere qui la prima messa? Sì, no, non è noi abbiamo già fatto 4-5 volte Santiago, quindi di queste cose già ne facciamo. E poi niente, avevamo sto desiderio di fare questa cosa per venire a vedere. Quindi venire al Santo per lei è la prima volta? Sì, per me è la prima volta ed è bellissimo. È uno spettacolo.
Bellissimo, si vede già da fuori che è bellissimo, bello, veramente bello, ne valsa la pena. È diciamo, ogni anno ci teniamo ad esserci. È un giorno importante. È attrezzato, è venuto a piedi? A piedi, assolutamente a piedi, insomma. Le 2 Carrare. Quanto ci ha messo? Beh, insomma, è stato un piacere. No, certo, ma è una cosa bellissima, scherzo. Però avete preso l'acqua anche voi? No, siete partiti dopo, per fortuna. No, esatto, è andato benissimo, venticello, insomma, bene, ottimo. Che emozione è per lei la devozione? Una volta all'anno, molta. Mi ha salvato la vita. Posso chiederle come mai? Bimbo mi ha salvato la vita. E quindi per lei è rimasto nel cuore È un santo che ti ha protetto e ti ha salvato la vita. Do il benvenuto, lo ringrazio per essersi collegato con noi al senatore Andrea Martella, grazie, segretario regionale del Partito Democratico, buongiorno. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Ha visto le immagini dal Santo? C'è tutto il mondo che è arrivato oggi da Sant'Antonio per, come dire, affidare la propria devozione. È sempre un'emozione sapere che insomma il Santo è nel nostro territorio, è casa nostra. Sì, direi proprio di sì. Ho visto questo vostro servizio, l'intensità emotiva e spirituale con cui le persone si avvicinano al santo, e del resto è il santo più popolare, più conosciuto, e il fatto che sia nel nostro territorio, pur avendo questa universalità, dà ancora più prestigio alla nostra terra, che è una grande terra anche per la presenza del santo. Senta, non me ne voglia, però davvero anche per noi giornalisti e per i telespettatori vedere, immaginare, noi siamo in diretta dalle 6:30 del mattino con il santo e prima di collegarci con lei abbiamo mandato in onda quello che è successo alla Camera nel giorno dell'autonomia, con questa bagarre, questa rissa ancora tutta da chiarire peraltro, ma stona associare immagini di questo tipo dove ci sono i veneti che credono, che sperano che possono anche grazie al santo diventare cittadini migliori, e poi una politica che a Roma ci fa vedere questo. Posso chiederle un po' un commento a caldo anche da parte sua, che avrà visto come tutti noi insomma che cosa è accaduto? Sì, questo commento lo faccio subito, anche volendo molto distinguere le cose, anche rispetto come lei le ha riportate giustamente dal punto di vista giornalistico, ma non è stata una bagarre, non è stata una rissa, c'è stata una vera e propria aggressione squadrista ieri alla Camera, perpetrata da alcuni deputati della maggioranza contro i deputati della minoranza che stavano cercando di consegnare simbolicamente un tricolore al ministro Calderoli. Si può discutere su questo gesto, ma non si può discutere di quanto sia invece da condannare totalmente un'aggressione di questo genere. Noi abbiamo fatto questa distinzione, adesso verrà ricostruita anche dall'amministrazione della Camera quanto è successo, ma è chiaro che non si è trattato di una rissa da bar. Poi lei ha perfettamente ragione quando invece dice che queste immagini sono immagini che sicuramente non aiutano la politica, non aumentano la sua credibilità. Dico anche che oggi l'estensionismo sarà anche ancora un po' cresciuto a causa di queste immagini, ma è chiaro che le responsabilità sono di una parte politica, cioè quella che in aula poco prima poi ha inneggiato la decima massa. Quella che continua ad aggredire l'opposizione come anche verbalmente per il fatto che si sta facendo una battaglia alla Camera sull'autonomia differenziata e qui al Senato sulla riforma costituzionale che prevede il premierato. Il confronto è necessario e mai e poi mai deve diventare aggressione o scontro. Ecco, il confronto sul premierato, abbiamo visto che si è votato articolo 5 e 6 sull'elezione diretta, ci aggiorna un po'?
Sì, in questo momento l'Aula è stata sospesa, noi stiamo intervenendo su tutti gli emendamenti, anch'io l'ho fatto ripetutamente nel corso di questa mattinata, così come nei giorni precedenti. Siamo all'articolo 7, in realtà ci si avvia verso la chiusura di una riforma costituzionale che noi abbiamo discusso lungamente per mesi qui al Senato. Martedì è previsto il voto finale e io penso che possa essere dato anche un giudizio, per quanto mi riguarda ormai definitivo. Questa riforma davvero scardina la nostra Costituzione, diminuisce il ruolo del Parlamento e toglie alcune funzioni fondamentali al Presidente della Repubblica. È qualcosa davvero di inaccettabile che costruisce uno squilibrio nell'assetto costituzionale. Quindi abbiamo cercato in tutti i modi di difendere la nostra Costituzione, di proporre una visione diversa, ma la maggioranza, spesso nel silenzio, è andata avanti a colpi appunto di maggioranza, quando invece le riforme non dovrebbero essere fatte in questo modo. Sottolineerei un po' quando lei dice nel silenzio, perché in effetti insomma, è stata fatta pubblicità fino a un certo punto, no? Poi anche le comunicazioni che sono state date legate alla riforma del premierato insomma, non sono sempre state chiarissime. Di fatto passa. Per quanto riguarda invece l'autonomia differenziata, al di là di quello che è accaduto, voi come Partito Democratico avevate proposto la vostra autonomia. Ora tra una settimana potrebbe essere approvata l'autonomia differenziata. Posso chiedere un passaggio anche su questo? Sì, certo. Voglio però specificare che mi riferivo prima al silenzio non del sistema mediatico, ma al silenzio dei parlamentari della maggioranza che in quest'Aula non dicono nulla, non intervengono e sono del tutto in una situazione di sudditanza a quanto sta mandando avanti la Premier Meloni con un'idea di costruire un nuovo sistema non più fondato sul ruolo del Parlamento ma sul ruolo del Presidente del Consiglio. Secondo me non andrà da nessuna parte anche questa cosa, ci sarà un referendum, però è un modo per fare sì che ci si occupi di questa questione e non dei problemi reali che riguardano gli italiani, a cominciare dal costo della vita, dalla sanità o dai redditi. Per quanto riguarda l'autonomia differenziata, lei ha ben detto, noi avevamo proposto un'altra idea di autonomia graduale, con risorse finanziarie, attente ai problemi del Veneto e che non dividesse il nostro Paese. Qui sta andando avanti un progetto che rischia di cristallizzare le diseguaglianze, che secondo me non accontenta nemmeno i veneti, perché in realtà non produce nessun beneficio e che soprattutto è irrealizzabile, perché non ci sono nemmeno le risorse finanziarie e per fare i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni, ci vorranno degli anni. Quindi da una parte si discute di qualcosa che scardina la nostra Costituzione, dall'altra di qualcosa che è irrealizzabile. Senta, ma quel tricolore consegnato a Calderoli, secondo lei che cosa voleva dire, cosa voleva significare? Guardi, anche noi qui al Senato abbiamo esposto i tre colori e esposto la Costituzione. Significa non voler dire che la nostra Costituzione è figlia della lotta di liberazione, della resistenza, che ha un nesso inscindibile con l'antifascismo, che il nostro tricolore rappresenta l'unità del nostro Paese e che l'unità del nostro Paese e la nostra Costituzione rischiano di essere fortemente messe in discussione con queste due riforme che vengono portate avanti. Significa quindi questo, qualcosa di molto semplice, l'unità d'Italia, la sua intangibilità, e purtroppo io vedo che ci sono forze politiche che invece è come se vivessero male che noi abbiamo questa Costituzione, è come se nel profondo non volessero riconoscerla e per questo la vogliono cambiare scardinandola, perché non la riconoscono.
Da Roma al Veneto in questi giorni è un botta e risposta tra Lega e Fratelli d'Italia per l'esito delle amministrative, in qualche modo anche delle europee, e si discute sulla regione, no? Il prossimo obiettivo sono le regionali in Veneto. Come si inserisce invece il vostro ragionamento come Partito Democratico? Ma noi abbiamo avuto un buon risultato in Veneto, che naturalmente ci dice che dobbiamo ancora lavorare molto, ma insomma siamo il primo partito a Venezia, a Padova, anche a Treviso, e siamo cresciuti rispetto alle scorse elezioni politiche. Dalle elezioni europee è venuto fuori che su scala regionale c'è una forza dominante, che è quella di Fratelli d'Italia. Io sono convinto che un ciclo politico in Veneto sia finito e che compito del PD, insieme a tutte le altre forze di centrosinistra, dai 5 Stelle fino ovviamente alla sinistra ambientalista, fino a Italia Viva e le forze di centro, debbano concorrere ad un unico progetto politico che metta al centro i problemi dei veneti: sanità, lavoro, ambiente, nuova fase di sviluppo a favore delle nostre imprese. Se facciamo questo, io credo che anche per noi il Veneto sia contendibile. Lavorerete per il campo largo? Ci sta dicendo questo? Sì, lavoreremo per un'alleanza progressista molto ampia. Lei adesso ha definito al campo largo, poi vedremo il nome che gli diamo, forse dovremmo cambiarlo questo nome, ma insomma dovremmo costruire un'alleanza larga fatta di forze politiche e anche civiche, che metta al centro i problemi reali, che non sia una sommatoria di forze politiche, ma che sia piuttosto una vera proposta che venga vissuta dai cittadini come un'alternativa. Grazie Andrea Martella per essersi collegato con noi. So che insomma lei adesso la lasciamo andare ai lavori in Senato, ci ha concesso insomma questi pochi minuti. Buon lavoro ovviamente. Grazie a voi, buon lavoro, grazie. Arrivederci. Andrea Martella è il segretario regionale del Partito Democratico. Allora, abbiamo voluto farvi rivedere quelle immagini molto forti, ma che insomma devono tornare, e sono immagini che dovranno in qualche modo essere chiarite. Vedo il nostro Lucio Zanato in collegamento. Datemi l'ok, perché sapete, eccolo, c'è, perché siamo a Bibbione, ovviamente conto alla rovescia per la Dunata Triveneta degli Alpini. Non potevamo non collegarci con il nostro Lucio. Lucio, buongiorno a te. Buongiorno Anna, però mi dicono dalla regia che forse dovesse lanciare prima la pubblicità. Va bene Lucio, allora, ma t'ho visto, insomma ci piaceva. Intanto facciamo vedere questa bella immagine di te e di questo mezzo. Andiamo in pubblicità, allora così teniamo incollati i nostri telespettatori, visto che sanno che poi al rientro andremo proprio a Bibbione per parlare della Dunata Triveneta. Tra poco. Eccoci, prima edizione di Antena 3 Nord-Est, l'abbiamo ritrovata questa immagine che ci porta a Bibbione con Lucio Zanato e la Dunata Triveneta degli Alpini. Lucio, ancora buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, dalle Alpi a quota zero, questo è il titolo del raduno Triveneto, ovvero del terzo raggruppamento degli alpini, ovvero degli alpini del nord-est, che prenderà via ufficialmente domani, ma noi siamo qui ovviamente per raccontarvi anche il dietro le quinte, quindi la preparazione. E quindi la prima immagine è una di queste meraviglie. Pensa Anna che questa è un'originale ambulanza del 1918, un Fiat praticamente introvabile e tra l'altro funzionante, ed è arrivato qui ed è solo una delle meraviglie che si potranno ammirare nel corso di questa 3 giorni alpina qui a Bibbione. Siamo nella zona della delegazione municipale, praticamente la succursale del municipio, perché ovviamente sapete che Bibbione fa parte del comune di San Michele al Tagliamento, e dietro di me invece ci sono gli alpini che stanno organizzando quelli che sono diciamo così le aree informative, perché abbiamo voluto incominciare da qua proprio perché questo sarà diciamo un po' il cuore di
questa adunata triveneta, di questo raduno triveneto. Ci sarà un punto informativo per quanto riguarda i giovani con i campi scuola, li allestiranno oggi pomeriggio. Ci sarà un punto informativo invece per quanto riguarda le truppe da montagna, quindi una mostra dedicata proprio alla storia delle truppe da montagna, e poi anche un'altra mostra dedicata al basso tagliamento. Perché ti racconto questa cosa? Perché il tagliamento sostanzialmente è la linea di demarcazione di questo diciamo raduno triveneto, ovvero la partenza dalle Alpi, che inizierà domani mattina dal Passo della Mauria, per intenderci confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, proprio sulle Alpi, e dove naturalmente ci sono le sorgenti del tagliamento, per poi scendere ed arrivare sabato pomeriggio a Piazzale Zenit in questo, diciamo così, collegamento ideale, di un collegamento anche del ricordo, perché ricordiamo che questa è stata zona di prima e seconda guerra mondiale, soprattutto di prima guerra mondiale, tanto è vero che poi tra i tanti appuntamenti qui vicino ci sarà una serata informativa sulle zone proprio legate alla Grande Guerra. Qui è stato anche territorio austro-ungarico durante l'avanzata di Caporetto. Insomma, ci sono tanti eventi che sono in programma. Diciamo che il più importante ovviamente è quello di domenica mattina, perché ci sarà lo sfilamento che noi seguiremo in diretta dalle 7:30, alle 8:30 è previsto l'arrivo dei radunisti, e poi naturalmente lo sfilamento che comincerà intorno alle 10:15, che racconteremo tutto in diretta. Intanto vi facciamo vedere come gli alpini non si fermino mai e sono costantemente all'opera e stanno lavorando proprio per allestire una di queste mostre. Adesso con Nicoletta ci spostiamo perché andiamo a incontrare il presidente dell'ANA di Venezia, della sezione di Venezia, che ha in carico sostanzialmente la gestione di questo raduno triveneto, e come tutti i presidenti si può dire che buongiorno, si può dire che è in prima linea. Presidente Bonarini, buongiorno, siamo in diretta. Allora, come sta procedendo? Guardi, stiamo procedendo, stiamo montando la mostra. Allora, questa delle mostre che avete organizzato qual è? Questa è la mostra sui 152 anni delle truppe alpine. Queste sono delle fotografie che sono state sia scannerizzate e montate su un video. Queste sono quelle che richiederebbero un po' di tempo rispetto alla lettura della diapositiva di una presentazione, perché ci sono dei dettagli sulle divise, sulla campagna di Libia, su alcune cose che sono piuttosto interessanti. Di queste ce ne sono 400. E quindi diciamo già un buon motivo per venire a visitare. Poi voi avete pensato anche ai giovani con i campi scuola. Con i giovani abbiamo montato questo gazebo con i campi scuola, arriveranno domani e lì si metteranno a fare promozione. Perché comunque gli alpini contano molto sui giovani e sulla giusta formazione dei giovani. Se no non ci resta altro, evidente. Senta, e poi naturalmente poi c'è sabato l'arrivo della staffetta che parte venerdì mattina alle 7 dal Passo della Mauria, e poi lo sfilamento, però noi ricordiamo che seguiremo anche in diretta sabato sera. Saremo intorno dalle 20:30 mi pare. 20:30 ci sono due punti dove si esibiranno 3 cori in piazza Treviso, e sottolineo 3 cori. Uno è il coro Croda Rossa di Milano, che è stato il primo ad aderire a questa iniziativa, poi il coro Cimedauta di Roncade, che è un coro ANA, e il coro ANA di Vittorio Veneto. Poi sul palco che abbiamo fatto montare per la sfilata di domenica si esibirà il coro ANA di Preganziol, il coro ANA di Conegliano e il coro ANA di Udine. Questo in piazza Fontana. In piazza Fontana. E poi ci sono le fanfare invece in piazzale Zenit. E quelle lì le facciamo suonare in piazzale Zenit, anche perché avranno anche bisogno di spazi, perché so che molte di loro fanno anche il carosello. E quindi diciamo un altro ottimo motivo per venire qui e per seguirsi questo spettacolo. E dopo c'è una cosa, che c'è anche la partita della nazionale, e speriamo che non sia un elemento di disturbo. Beh, insomma, si può fare anche questo, anche quello. Però noi sicuramente seguiremo questa cosa in diretta. Lo sfilamento è previsto alle 10:15 domenica, mentre noi saremo in diretta dalle 7:30. Com'è lo spirito?
Attenzione, ci siamo spostati probabilmente, questa è l'immagine del collega Francesco Rattai che si trova proprio al Sant'Antonio di Padova. È saltato il collegamento con il nostro Lucio Zanato, vediamo se riusciamo a ripristinarlo, altrimenti andiamo avanti con i servizi, ma lo riprendiamo immediatamente. Voi sapete che noi abbiamo diversi collegamenti in piedi in questo momento perché stiamo seguendo la giornata del Sant'Antonio di Padova da questa mattina all'alba dalle 6:30 e poi ovviamente contemporaneamente non possiamo non essere a Bibbione con gli alpini. Vi facciamo vedere un servizio, la maxi operazione antidroga in via Piave a Mestre, l'apertura del telegiornale di Venezia di ieri, una maxi operazione, e poi proviamo a ricollegarci con Lucio Zanato a Bibbione. 14 arresti, 12 in carcere, 2 ai domiciliari, 30 kg di cocaina, 1,5 di eroina, sequestri di natura patrimoniale. È l'esito della maxi operazione della squadra mobile avvenuta alle prime ore dell'alba nel quadrilatero di via Piave a Mestre. Oltre 100 gli agenti impegnati nell'operazione con il supporto delle squadre mobili delle altre province del Veneto e del reparto prevenzione crimine di Padova. Un'indagine durata 2 anni e mezzo, avviata nell'ottobre 2021 grazie alla segnalazione di un residente. Le indagini sono partite da un bar dove la polizia aveva accertato un fenomeno di spaccio ed è da lì che poi nel corso del tempo si è risaliti passo dopo passo a questa complessa gestione dello spaccio in quelle zone. Sono state sequestrate 3 pistole, di cui 2 recenti e una di cui stiamo accertando l'effettività, cioè se è davvero una pistola o se è un residuato bellico. Una peculiarità che ritengo di grande rilevanza è che il sequestro patrimoniale, quindi un'attività di indagine dal punto di vista degli accertamenti patrimoniali che ha fatto un percorso parallelo con l'attività di indagine di polizia giudiziaria. Insieme a questo esercizio commerciale ci sono in sequestro altre 3 autovetture, un terreno, un immobile, e l'attività è attualmente ancora in corso perché evidentemente bisogna fare accesso ai conti correnti. Un'attività molto complessa, sviluppatasi con appostamenti, telecamere fisse e mobili all'interno e all'esterno, l'utilizzo delle intercettazioni. Le intercettazioni sono state fondamentali e alle intercettazioni naturalmente è stato fatto sempre riscontro con le attività di controllo sul territorio, con le videoriprese e con le indagini classiche che devono ogni volta essere fatte per vedere se le intercettazioni hanno un effetto reale oppure se si tratta di chiacchiere tra amici. Oltre ai 14 arrestati di nazionalità italiana e albanese, sono stati eseguiti anche 20 decreti di perquisizione personale e locale nei confronti di altre persone, per un totale di 34 indagati. Torniamo da Lucio Zanato dopo il servizio della maxi operazione antidroga in via Piave. Lucio, siamo da te. Grazie, abbiamo dato il tempo al nostro Presidente di mettersi il cappello, io lo metterò domenica così chiarisco subito perché me l'avevano già chiesto in 10, domenica la sfidata sarò col cappello, va bene. Allora, ci sono già alpini qui in zona, hanno già chiesto? Sì, si sono avvicinati degli alpini chiedendomi dove sono i punti dell'ammassamento, Piazzale Zenit, di Trento, di Udine. Qua a Bibbione sono tanti che hanno la casa, per cui sono abbastanza confidenti con il posto. Insomma, tutto è pronto, noi continueremo a raccontarvi questa cosa anche nei servizi della sera. A te. Grazie al nostro Lucio Zanato, avete visto sono tutti ben vestiti nonostante insomma siamo a Bibbione perché come si diceva un po' in apertura il maltempo e le temperature che non sono decisamente estive, sono quasi autunnali, ma sicuramente scenderà il sole sulla adunata triveneta degli alpini, così ci raccontano i meteorologi. Intanto andiamo a Casale con un'altra notizia di cronaca perché ci sono delle novità, è stato aperto un fascicolo ed è stata disposta l'autopsia sul corpo del 18enne che è stato trovato senza vita dalla mamma. È accaduto nel pomeriggio di ieri, il ragazzo è stato trovato riverso a terra nella sua camera da letto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati gli operatori del 118, ma purtroppo per il giovane 18enne non c'era già più nulla da fare. Fra le cause potrebbe esserci un'assunzione forse accidentale di qualche farmaco, è stata avvertita anche l'autorità giudiziaria che appunto disporrà
alcuni accertamenti, vista la giovane età del giovane, per stabilire l'esatta causa della morte. Intanto vi possiamo dire che è stato aperto un fascicolo. Andiamo avanti con la cronaca. Il procuratore Bruno Cherchi, che abbiamo sentito nel servizio legato alla maxi operazione, ha parlato ai colleghi dell'allarme droga. L'allarme droga a Venezia è un allarme molto serio che sta vedendo impegnata davvero tutta la Procura di Venezia. Lo ascoltiamo. Non sempre l'attività di spaccio avviene per le strade, ma soprattutto per coloro che in qualche maniera vogliono mantenere una certa riservatezza della loro attività, segue anche in locali pubblici o addirittura in appartamenti privati. Questo a fronte di una richiesta sempre maggiore di droghe su cui il procuratore capo si è soffermato. È un fenomeno che naturalmente emerge dall'attività di indagine e non è la prima volta che emerga, ma la pericolosità e l'elemento di interesse, a mio avviso, è anche quello di evidenziare come ci sia strati sociali che impiegano, che usano. Un fenomeno in crescita che coinvolge consumatori di tutte le età, dai più giovani ai meno giovani, e che va affrontato, evidenzia Cherchi, ma è al di là delle competenze di magistratura e forze di polizia. Quando il fenomeno diventa un fenomeno, non vorrei dire sociale, ma quasi, e non so se gli strumenti che sono in capo alla magistratura e alla polizia giudiziaria siano sufficienti per creare davvero un muro all'attività di spaccio. Questo mi riferisco anche alla preoccupazione che emerge da continui esposti, continue manifestazioni, continue da parte della popolazione che abita nelle zone dove si svolge questa attività di spaccio, e quindi in particolare le zone di Via Piavi, Via Torre Belfredo, insomma tutta quell'area, e che naturalmente si comprende perfettamente qual è il problema, e su questo naturalmente non è il nostro compito intervenire, perché non abbiamo questo incarico. Però è opportuno ed è giusto, a mio avviso, segnalarlo per, qualora non sia ancora noto, qualora ci siano degli spazi di intervento che non competono a noi, che competono ad altre organizzazioni, ad altre strutturazioni dello Stato. E torniamo al tema d'apertura del nostro telegiornale, il maltempo, che sapete ha colpito Amerlara con una tromba d'aria che ha scoperchiato diversi tetti, con l'albero che è caduto sopra una cisterna privata di GPL. Siamo nel Veronese, ora nella Marca Trevigiana, a Salgareda, con il vento e la grandine. Ci aggiorna il nostro Cristian Arboi. Insieme alla famiglia, insomma. Eccoci. Sì, Anna, buongiorno di nuovo. Abbiamo cambiato location, perché anche noi ovviamente seguiamo il flusso delle notizie, e la cronaca del maltempo ci porta qui a Salgareda. Siamo in via Concordia, è un pezzo di terra tra le province di Treviso e Venezia. Siamo all'altezza di Romanziol, quindi tra Salgareda e Noventa di Piave. Questi i vigneti devastati dal maltempo della notte, grandine e vento, ci sono danni per migliaia di euro, ci sono dei coltivatori, degli agricoltori letteralmente in ginocchio, ed è una situazione che stiamo scoprendo di fatto ora, perché appunto i danni sono sulle coltivazioni. E qui con me c'è il sindaco di Salgareda, Favaretto, che ringrazio. Buongiorno sindaco. Buongiorno, salve. È arrivata questa notizia, l'evento ovviamente questa notte, ma il passaparola questa mattina, e mi sono recato proprio nel territorio, che è appunto questo territorio di Campo Bernardo, che è una frazione del comune Salgareda, che si trova a ridosso, diciamo, del territorio di Noventa di Piave. Quello che vedete è il campanile di Noventa di Piave. Ci sono ingenti danni dovuti alla grandine, al cattivo tempo, insomma tanta acqua, tanti fulmini anche, ed è capitato questo anche da noi, insomma. Ecco, qui ci troviamo nell'azienda particolarmente nota, Antiche Vigne
del campione di nuoto Leonardo Tumiotto. Sindaco, lei ha parlato con Giorgia, sì, che con è la sorella di Leonardo. La mamma non ha voluto parlarmi perché erano proprio, diciamo, disperate, perché lavorare tanto e poi trovarsi con almeno il 50-60% del raccolto danneggiato. Poi non parliamo, siccome è un'azienda che offre anche non solo vino ma anche ortaggi, anche il miele, per dire, organizzano serate anche la domenica sera per i giovani e producono tutto loro, e quindi anche questa parte economica è stata danneggiata fortemente. Possiamo avvicinarci un attimo ai vigneti, che così ci spiega, Sindaco, lei appunto è anche esperto della materia. Cos'è successo? Grazie Alberto. Beh, come vedete, guardate, le immagini sono talmente limpide e trasparenti. Vedete, questi qui si porteranno oltre i danni locali, cioè odierni, di questa raccolta di uva di quest'anno, quello che ci sarà, ma tutti i danni successivi nelle annate successive, insomma. Oltretutto, per sanificare, diciamo così, che non arrivino malattie eccetera, ulteriori spese di lavorazione e di trattamenti per non far ammalare la vite, insomma, ecco. Quindi il danno sul danno, ecco. Tra l'altro questa è una zona particolarmente ricca di vino, di colture. Mi diceva problemi anche al mais. Sì, se vedete poi più avanti qui, vedete le coltivazioni di mais tutte abbattute, insomma, ecco. Ecco, tra l'altro Anna, facciamo così, magari ti richiederò la linea fra qualche minuto. Ci avviciniamo a queste coltivazioni di mais perché forse abbiamo anche degli agricoltori che ci racconteranno la loro esperienza. Sindaco, magari se rimane con noi ancora qualche minuto. Anna, per il momento da Salgareda ti restituisco la linea. Con Alberto adesso andiamo a vedere queste coltivazioni. A fra poco. Grazie al nostro Christian Arboit per fare il punto sul territorio. Allora noi approfittiamo di questi minuti per lanciare la pubblicità, poi riprendiamo il collegamento con Christian e avremo degli ospiti importanti qui con noi per parlare del rinnovo del contratto dei pubblici esercizi, un contratto, qui stiamo parlando ovviamente di bar e ristoranti, del mondo del commercio e non solo. Si tratta di contratti fermi da decenni in cui per la prima volta viene inserito anche il concetto di parità di genere. Tra pochissimo. Eccoci, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. Come detto, partiamo con un focus sul rinnovo del contratto dei pubblici esercizi e dunque sul mondo del lavoro. Sapete che adesso che si apre la stagione estiva, anche se in qualche modo il tempo non sembra dimostrarlo, ma è davvero un contratto di lavoro importante. Oltre ai pubblici esercizi c'è tutta la partita degli stagionali, quindi ci collegheremo anche con Gardaland, con l'amministratore chi gestisce le risorse umane, proprio per andare a raccontarci quanto il lavoro stagionale è importante per muovere la macchina economica che il nostro Veneto porta a casa anche a livello di indotto. E vi presento Dania Sartorato che ci ha raggiunto in studio. Grazie Dania, che con te insomma, abbiamo sempre parlato di questo tema, era un tema per voi importante, presidente dell'Unione Provinciale Ascom Confcommercio di Treviso, grazie per averci raggiunto. In collegamento abbiamo invece Patrizia Manca, segretario generale Fisascat CISL Belluno Treviso. Buongiorno Patrizia. Buongiorno a tutti. Allora facciamo un passo indietro. I pubblici esercizi sono il motore fondamentale dell'economia del nostro territorio, un territorio ad alta vocazione turistica. Lei Dania, che è stata anche presidente FIPE, lo sa bene, fa parte insomma della sua attività personale e familiare, quindi sa quanto si è lottato per poter avere questo rinnovo del contratto. Che cosa dice questo rinnovo e perché è così importante in un momento come questo in cui c'è bisogno di competenze, c'è bisogno di forza lavoro, ma anche di un contratto che sappia, come dire, affacciarsi alle questioni di genere con intelligenza, perché chi lavora nel mondo dei pubblici esercizi sa che è molto difficile conciliare la propria vita privata con la propria vita lavorativa, forse uno dei rinnovi più delicati.
Sì, buongiorno Anna e buongiorno ai telespettatori, buongiorno a Patrizia Manca che è collegata. È sicuramente un buon contratto, un ottimo risultato, è un buon contratto, lo consideriamo davvero perché è il risultato dell'impegno comune delle parti sociali nel rispondere tanto alle attese del mondo del lavoro quanto alle esigenze delle imprese. È un buon contratto perché interpreta le trasformazioni profonde del nostro tempo, quindi come diceva bene in apertura anche temi come la parità di genere, le politiche insomma, di genere che per la prima volta entrano nel contratto. Siamo all'avvio di una stagione turistica estiva che parte effettivamente poi con la chiusura dell'anno scolastico ed è questo un ottimo momento per avere a disposizione lo strumento del contratto di lavoro che consente di dare una risposta a 5.270 imprese nella provincia di Treviso che riguardano proprio il settore dei pubblici esercizi e del turismo in questo caso, che danno appunto lavoro a oltre 22.000 persone. È il terzo contratto più utilizzato nel territorio nazionale, dopo il contratto del commercio, di Confcommercio siglato anche di recente, e metalmeccanici, dopodiché abbiamo questo contratto del turismo. Che cosa dice sostanzialmente? Perché si è sempre detto, no? L'ultimo periodo il settore dei pubblici esercizi si faceva fatica a trovare forza lavoro, la domanda e l'offerta erano quanto mai squilibrate e ci fu, la raccontammo anche noi come giornalisti, una sorta di polemica, come a dire chi lavora nel mondo dei pubblici esercizi deve essere pagato di più. Questo di più è stato raggiunto? È stato raggiunto, sì, è sicuramente un maggior costo per le imprese. Poi diciamo lo vedremo anche nel dettaglio, comunque si può facilmente fare un esempio sui 200 euro nel quarto livello che poi viene riparametrato negli altri livelli di conseguenza, è quindi diciamo sostanzialmente un aumento, un maggior costo che si vedrà poi anche direttamente nella busta paga di giugno con una prima tranche. Ma chiaramente si va in questo caso ad incidere con maggiore attenzione ai diritti individuali e previdenziali dei lavoratori e questo contribuirà, pensiamo che contribuirà senza dubbio a rendere più attrattivo il settore, che lo ricordiamo è un settore trainante per l'economia del terziario, e anche per la vita delle città e dei piccoli paesi, perché questi pubblici esercizi sono proprio i presidi che mantengono vive e attive le nostre città e i piccoli centri. E quindi l'auspicio è quello di, sicuramente avremo un periodo di stabilità con il nuovo contratto che fornisce prima di tutto un presidio di legalità, regole chiare sulle quali lavorare e anche la chiarezza per i nostri imprenditori di poter formare dei lavoratori qualificati con un occhio attento ai giovani e alle donne e soprattutto per queste due categorie pensiamo che ci sarà stabilità ma auspichiamo anche crescita. Patrizia Manca, Fisascat CISL, siete soddisfatti? Lei l'ha definito una conquista questo contratto. Buongiorno a tutti di nuovo, buongiorno alla Dania. Beh, sicuramente siamo soddisfatti perché eravamo in attesa di avere il rinnovo del contratto di lavoro. C'è un aumento, come ricordava la Dania, l'aumento contrattuale di 200 euro, ma ci sono altri aspetti altrettanto importanti, come per esempio l'inserimento dell'articolato normativo in merito al contrasto alle violenze e contemporaneamente alla parità di genere. Questo è un aspetto molto importante perché è la prima volta che il contratto lo inserisce, ma c'è anche un riconoscimento dove noi come parti sociali, anche territoriali, non possiamo non cogliere come un'opportunità per valorizzare al meglio quello che è l'inserimento soprattutto nel settore
di tante donne. Il settore è costituito soprattutto di donne che lavorano part-time e quindi abbiamo la necessità di rendere questo settore non soltanto quindi fidelizzare il personale, ma renderlo attrattivo, e questa può essere una prima risposta. Quindi renderlo più attrattivo. Io saluto e ringrazio, so che si è collegato con noi telefonicamente, Giorgio Padoan, direttore delle risorse umane di Gardaland. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei e ai suoi ospiti e ascoltatori. Ecco direttore, grazie, intanto grazie di essersi collegato con noi. Gardaland che sta vivendo insomma un periodo eccezionale, è stata da pochissimo inaugurata una nuova attrazione, Wolf Legend, avete fatto anche qui un contest molto interessante, quindi un parco tematico voglio dire che continua ad andare avanti, è il più grande del Veneto e non solo, ma dal punto di vista delle risorse umane come siete riusciti a gestire? Voi ovviamente assumete lavoratori stagionali, ne assumete a centinaia, come vi siete trovati? Anche perché insomma Gardaland ha un indotto molto importante sul territorio, ci sono stati problemi, i lavoratori si trovano? Allora, senz'altro, innanzitutto mi lasci dire siamo contentissimi dell'apertura, del lancio della nuova attrazione che sta piacendo a tutti e quindi è veramente un altro tassello importante che si aggiunge agli investimenti importanti che Gardaland ha fatto anche negli ultimi anni. Per quanto riguarda il personale, naturalmente come lei diceva la nostra è una struttura molto articolata, ad oggi siamo più di 1000 che lavoriamo all'interno del nostro resort, con centinaia di persone che entrano a far parte della nostra grande famiglia dal periodo dell'apertura, quindi indicativamente da metà marzo fino al Natale successivo, perché noi abbiamo una stagione lunga, sono più di 9 mesi e quindi lavoriamo costantemente per inserire al nostro interno persone dei vari settori aziendali. Sicuramente dopo la parentesi del Covid il tema dell'inserimento di personale è diventato più difficile e noi ci siamo prontamente attivati e attrezzati dal 2022 con un programma di revisione, di miglioramento complessivo della nostra proposta lavorativa da tutti i punti di vista, quindi dagli aspetti diretti che riguardano la durata del contratto, la tipologia del contratto, più ore di formazione, un trattamento economico migliorativo rispetto a quello del contratto nazionale, ma anche il miglioramento proprio degli spazi di lavoro, dei luoghi di lavoro, dei tempi di lavoro, e quindi abbiamo migliorato gli spazi, le salette predipendenti, il nostro servizio mensa, i nostri momenti di socializzazione, gli eventi che facciamo per lo staff, le forme di incentivazione, abbiamo dei premi che si chiamano STAR, abbiamo un premio legato alla soddisfazione del cliente che si chiama Guest Excellence Bonus. Infatti stiamo guardando, direttore mi perdoni, ma insomma anche per contestualizzare stiamo guardando le immagini della nuova attrazione che avete inaugurato, Wolf Legend. È bellissima, bellissima. Lei parlava di welfare, no? Di fatto di welfare del lavoro, ma che di fatto è una decisione vostra, no? È un investimento vostro che va al di là del contratto. Sì. Voi aprite le porte soprattutto ai giovani. Che tipo di giovani trovate? Come si riescono a motivare questi ragazzi che insomma ne abbiamo parlato tanto negli ultimi anni dopo il Covid, anche con come dire, l'annullamento, ormai non c'è più un reddito di cittadinanza. Collegamento. Noi la sentiamo, direttore. Noi lo sentiamo. Vediamo se c'è un problema di regia. Riusciamo a riprendere la telefonata? La rifacciamo. Allora intanto passo un attimo la palla ad Ania Sartorato, se mi richiamate il direttore Padoan. Il focus sui giovani, no? I parchi tematici ovviamente danno lavoro soprattutto ai giovani che magari finiscono le scuole e quindi possono portare a casa qualche soldino e hanno una stagione da affrontare, ma questi giovani, i giovani che si avvicinano ai pubblici esercizi, sono i giovani che abbiamo raccontato diverse volte, che magari insomma hanno delle richieste particolari, che non vogliono lavorare il sabato e la domenica. Riusciamo a sfatarlo questo mito, Dania, anche alla luce di come è stato costruito questo nuovo contratto? Diciamo che c'è un po' di tutto, è vero che le esigenze sono un po' cambiate dopo il Covid, sicuramente c'è molto più attenzione alla conciliazione dei tempi di lavoro ma anche dei tempi di vita e quindi di tempo libero.
Però senz'altro c'è una apprezzabile fascia di giovani, anche direi giovanissimi, che desiderano fare un'esperienza di lavoro una volta compiuti i 16 anni, proprio anche durante l'estate, per cui gli studenti che oggi hanno terminato la quarta superiore, ecco, e magari più che le quinte, che sono impegnate ancora qualche settimana con gli esami e che stanno appunto anche girando per la città, lasciando i curriculum per cercare di fare un lavoretto estivo. È senz'altro apprezzabile quanto lo fanno per esempio gli studenti universitari per arrotondare. È sicuramente un segnale che fa un po' in un certo senso ritornare, seppure nell'evoluzione dei tempi, un po' a qualche decennio fa, in cui c'era questo desiderio di avere qualche soldino per le vacanze piuttosto che per il motorino, eccetera. Quindi credo che anche da questo punto di vista, con gli strumenti contrattuali, che sono appunto un presidio di legalità e di garanzia, di regole certe per le imprese, sia un'ottima occasione per l'inserimento di queste nuove figure professionali nell'ottica di formarle magari di estate in estate, per avere delle persone che con gli anni si possano essere professionalizzate al top rispetto alle esigenze di ogni impresa. Abbiamo ripreso il collegamento con il direttore Padoan. Direttore, di nuovo buongiorno, e mi collego con quello che sta dicendo la Presidente dell'Unione Provinciale. Io so che voi ad esempio date qualche soldino in più busta paga a chi ha già lavorato per voi l'anno precedente, cioè c'è questa sorta di fidelizzazione che è formazione dei propri lavoratori per avere delle risorse umane qualificate all'interno del vostro organico. È così? Sì, assolutamente. Intanto chiedo scusa, ho perso il collegamento, ma nessun problema. Effettivamente è proprio così. Noi abbiamo deciso di incentivare maggiormente appunto la continuità lavorativa, perché per noi è essenziale avere persone che conoscono il nostro ambiente, conoscono il nostro settore, che hanno attitudine alle relazioni interpersonali, e quindi abbiamo deciso di introdurre degli elementi proprio retributivi che vanno a migliorare la retribuzione mensile delle persone per coloro che hanno già lavorato nelle stagioni precedenti, insieme ad altri interventi che le stavo elencando prima. Per esempio abbiamo deciso di introdurre anche un riconoscimento proprio legato alla continuità nell'esecuzione del rapporto di lavoro, e quindi è un premio che viene riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici alla naturale scadenza del loro contratto. Questo per naturalmente cercare di incentivare le persone a una maggiore stabilità durante la stagione, che per noi è importante. Le devo dire che da questo punto di vista siamo molto fortunati, perché abbiamo un forte attaccamento delle persone alla nostra azienda. Il Gardaland insomma è nel cuore di milioni di persone, visitatori, visitatrici, lavoratori e lavoratrici da 50 anni. Noi stiamo facendo la 49esima stagione e nel 2025 festeggeremo 50 anni, quindi è una realtà che è stata anche una scuola professionale per generazioni di persone che vogliono, come dire, fare esperienza nel mondo dell'ospitalità, del turismo, dell'intrattenimento di qualità, con serietà. È un'azienda che ha sempre messo al primo posto la sicurezza, oltre che il divertimento naturalmente delle persone, e quindi insomma ha conquistato anno dopo anno una posizione sicuramente che ci avvantaggia anche in un contesto del lavoro che è sicuramente più difficile, più sfidante rispetto a qualche anno fa. Certo, e torna un po' il concetto di legalità di Dania Sartorato. Permettetemi una parentesi, torno da Christian Arboit che è con noi per il maltempo che ha colpito la Marca nella notte e soprattutto il comune di Salgareda, quindi andiamo un attimo con le immagini da Christian. Christian, siamo da te. Sì Anna, eccoci qua. Allora sono nell'auto di Giovanni Busanello, un imprenditore agricolo qui della zona, che adesso appunto ci mostra cos'è successo questa notte. Queste le conseguenze di una notte veramente da tregenda in questa area particolarmente delimitata. Siamo tra i comuni di Salgareda e Noventa di Piave. Il confine con Noventa di Piave è a 200-300 metri, siamo vicinissimi all'outlet, tanto per dare un'indicazione a chi ci segue da casa. Qui vedete vigneti di fatto distrutti. Busanello. Sì, stanotte circa a mezzanotte e mezza questo è quello che è capitato, 10 minuti furibondi e il risultato lo testimoniano le immagini, penso. Ecco, diciamo che state facendo adesso la conta di danni, al momento è impossibile avere un numero, un dato.
No, è ancora presto, vediamo adesso come reagiranno i vigneti. Certo è che oltre all'annata del 2024 senz'altro anche il 2025 ne risentirà, insomma, con una cosa del genere. Ecco, adesso Anna scendiamo dalla macchina e ti mostriamo nel dettaglio cosa è successo. Il terreno è assolutamente imbevuto d'acqua, però stanotte Busanello ha trovato una piscina di fatto. Sì, qua sono caduti circa una pressione d'acqua di 720 mm ora e unitamente al vento circa 70 km orari e la grandine se vuole può tranquillamente testimoniarla sui tralci, vedere ormai non è rimasto quasi nulla. Ma i dati che ci ha adesso illustrato sono di una sua centralina? Sì, ho una centralina metro professionale installata in azienda dalla quale ricavo tutte queste cose ed altri dati che mi servono per la gestione agronomica e fitosanitaria. Quindi possiamo parlare di un evento davvero straordinario nei numeri, che si è localizzato in quest'area? Sì, senz'altro una cosa così non l'ho mai vista da quando che ho il monitoraggio dei dati aziendali. Perché tra l'altro prima diceva, eravamo con il sindaco Canalette, le opere ci sono di per sé, quindi non è un problema di infrastrutture, no? Ah no, sicuramente no, il rete di scolo, i canali irrigui hanno portato via l'acqua in pochissimo tempo, come vedete siamo entrati con la macchina, è solo l'eccezionalità, la tanta pioggia in pochissimo tempo che ci mette in ginocchio. Ecco, lei è assicurato? Sì, per fortuna sì. Quindi questa è la buona notizia, diciamo, e ogni volta lo diciamo anche con gli esperti, no, delle varie associazioni e quant'altro, l'importanza di essere assicurati e vediamo che l'estate è partita veramente male. Sì, l'unico consiglio che si può dare agli agricoltori è quello di fare le polizze, stipulare le polizze, sono anche agevolate dallo Stato, dalla Comunità Europea e di più non possiamo fare perché di fronte a non c'è niente che tenga, guarda, mi creda. Ecco, poi stasera vedrete anche le immagini dei campi di mais che si trovano un poco distanti, anche il mais. Sì, anche il mais, ma anche il frumento che si trova qua vicino, anche aziendale mio, praticamente distrutto. Grazie signor Busanello. Ci sembrava una pagina doverosa di cronaca. Anna con Alberto Pivetta da Salgareda sul confine con Noventa di Piave, ti restituisco la linea. Grazie Cristian. Allora avete visto il maltempo, tra l'altro una stagione che si apre, una stagione che porta un grande indotto, ma una stagione che ovviamente dipende anche dal tempo. Io riprendo un attimo con Padoan in modo da poterlo anche salutare e ringraziare. Direttore, telegraficamente, che giovani arrivano da voi a chiedere lavoro? Che giovani ci può raccontare con pochi aggettivi? Svegli, simpatici, sorridenti e curiosi. Ecco, questi sono i giovani che incontriamo. Abbiamo la fortuna di avere tante tipologie di lavori al nostro interno, cerchiamo ovviamente di dare spazio a chi ha voglia di fare un'esperienza e ci sono persone che sono alla loro prima esperienza, ci sono persone più esperte, ci sono persone che hanno professionalità molto sviluppate. Noi siamo super accoglienti, siamo sempre contenti quando possiamo incontrare persone nuove. Noi facciamo attività di ricerca e selezione tutto l'anno, non ci fermiamo mai perché abbiamo capito dopo il Covid che dobbiamo dedicare tempo, energie e risorse a questa parte fondamentale per la nostra strategia aziendale. Grazie direttore Giorgio Padoan, direttore risorse umane di Gardaland, grazie per essere stato con noi, buon lavoro ovviamente a lei e a tutta la vostra squadra. Dania Sartorato, il direttore Padoan ha nominato il Covid più volte, è vero che il Covid è stato uno spartiacque soprattutto per chi lavora nel mondo dei pubblici esercizi, per le imprese ma anche per chi lavora? Sì, senz'altro ha prodotto degli effetti che ci trascineremo probabilmente per diversi anni. La ripresa di molto tempo libero, di giorno, di sera, durante le festività, ecco, questo diventare un po' fluido, ecco, senza necessariamente avere dei paletti legati al lavoro per mesi, perché lo ricordiamo che è stato il settore del turismo il più colpito, per cui ci sono state imprese che sono rimaste chiuse proprio per decreto per settimane e poi alla fine sono
sono stati mesi interi nell'arco del biennio che ha colpito di più, ha prodotto veramente molto tempo per riflettere sulla qualità della vita che si vuole condurre nel mondo del lavoro, soprattutto per i pubblici esercizi, e questo quindi è un effetto che oggi constatiamo con mano, ma che, ripeto, grazie anche a questi strumenti che sono il frutto di un lavoro molto intenso che ha prodotto consideriamo un ottimo risultato. Quindi voi siete soddisfatti? Siamo soddisfatti perché è un segnale di responsabilità, come dicevamo in apertura, e anche di responsabilità sociale, anche di capacità, di visione e anche di competenze tecniche, per cui è un ottimo strumento con il quale appunto affrontare il prossimo triennio che abbiamo davanti. Patrizia, un passaggio con lei è una tutela per i lavoratori, perché sappiamo che il mondo dei pubblici esercizi purtroppo produce anche molto nero, quindi è una grande tutela per i lavoratori. Sì, una grande tutela per i lavoratori, sicuramente delle risposte e sfide anche per noi parti sociali, perché il contratto nazionale ci invita, comunque ci sollecita a fare della contrattazione territoriale. Infatti è previsto che qualora non si dovesse fare un accordo aziendale o territoriale entro il 31 ottobre 2026, i datori di lavoro dovranno riconoscere un premio di risultato. Allora noi come parti responsabili e soprattutto nel territorio trevigiano abbiamo comunque una contrattazione che è già attiva, abbiamo la responsabilità di sederci ai tavoli e insieme parti datoriali e parti sindacali trovare delle risposte a favore delle imprese e dei lavoratori. Questo sicuramente è una sollecitazione che ci arriva anche dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche per quanto riguarda, come dicevamo prima, per la tutela delle pari opportunità e delle violenze, le violenze di genere. Questo attraverso delle commissioni che possono essere attivate attraverso lo strumento della bilateralità. Tra l'altro Mattarella, quindi il Presidente della Repubblica, ha applaudito, no, a questo successo. Come mai è arrivato così lontano e fino a Roma questa soddisfazione? Sì, ieri c'è stato un eco che ha dato molta soddisfazione all'organizzazione dell'Assemblea annuale di Confcommercio, che ha visto poi la visita di molti ospiti politici illustri di primo ordine, e primo fra tutti proprio il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti in termini di rinnovo contrattuale, perché lo ricordiamo è stato rinnovato poche settimane fa anche il contratto del commercio, che come dicevo prima è il primo contratto più utilizzato nel nostro territorio, e questo del turismo è proprio il terzo. Quindi un applauso per il coinvolgimento di tanti milioni di lavoratori nel nostro territorio, ma anche per il successo di tutta questa relazione anche con le parti sociali, l'impegno di tutte le parti nel trovare degli accordi che possano produrre effetti bilaterali, e quindi anche questo, portarci a casa questa soddisfazione del Presidente della Repubblica, ecco, ha ripagato l'impegno di tanto lavoro. E l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ce lo ricorda, ce l'ha ricordato ancora una volta. Grazie Dania Sartorato per essere stata con noi, Patrizia Manca, Fisascat CISL in collegamento, e il direttore risorse umane di Gardaland, che ha contribuito a questo focus sul mondo del lavoro. Bene per questo contratto, già operativo 5 di giugno se non sbaglio la firma. Operativo, e appunto già dalla busta paga di giugno ci sarà la prima tranche di 50 euro che corrisponde appunto al quarto livello e parametrato rispetto agli altri, e poi ne seguiranno altre 4 tranche da 30 o 40 euro a seconda del livello. Insomma, questa è una buona notizia che abbiamo il piacere di darvi qui in questa sede. Dopo di noi, approfondimento finanziario con la nostra Alice Montagnier. Si parla del taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, che è stato annunciato la scorsa settimana, e degli effetti sui mercati di questa manovra. E poi si parlerà anche di successione ereditaria, che cosa bisogna sapere per tutelarsi. A seguire, dopo l'approfondimento finanziario, vi proponiamo il film Totò, Fabrizio e i giovani d'oggi. Quindi davvero non perdete questi appuntamenti sulla nostra rete, su Antenna 3. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.